Venezia e Jesolo si mobilitano per fronteggiare la movida estiva e garantire la massima sicurezza. La località balneare partirà già nel fine settimana con il presidio dei 5 accessi al mare, compresi tra via Bafile e via Alfredo Oriani. Saranno gli addetti alla sicurezza a sorvegliare, non si potrà entrare ma uscire. Si tratta di controlli, non blocchi, quindi ogni attività si potrà svolgere in tranquillità. L'ordinanza sarà valida poi per tutti i fine settimana fino al 31 agosto, dalle 22 del sabato alle 4 di domenica. Tra il 14 e il 18 agosto sarà invece in vigore ogni giorno. Per quanto riguarda l'abuso di alcol, Jesolo risponde con più controlli sulle bevande servite ai minori e un potenziamento del regolamento di polizia urbana. Gli esercizi che non rispetteranno le regole rischiano multe da 25 a 500 euro, la riduzione dell'orario di apertura e la sospensione fino a 15 giorni. Per quanto riguarda Venezia, se l'ordinanza in preparazione comprende solo alcune zone della città come nel 2023, per il no alla movida si rischia solamente di spostare il chiasso ma non di risolvere il problema, in particolare per quanto riguarda la chiusura dei locali alle 2. Il comitato chiede infatti di anticipare all'1 e sospendere la cosiddetta zona franca dei 5 metri di pertinenza dove mancano i plateatici. Sulle rive si accumulano infatti rifiuti e sporcizia.